Buonasera, benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Violenza sessuale, condannato a 9 anni e mezzo Marcello Grasso, neuropsichiatra di Palermo, accusato da 3 sue pazienti. Lui si difende: non ci sarebbe stata alcuna violenza, ma percorsi terapeutici condivisi. Avevano violentato una bambina di 11 anni, condannati a 12 anni di carcere i giostrai di Aragona, nell'Agrigentino. Al nostro TG la testimonianza della vittima, oggi maggiorenne. Giustizia, finalmente. A Siracusa 22 arresti per narcotraffico. Il clan Attanasio controllava lo spaccio di droga e le bische clandestine. Fondamentale nell'associazione criminale il ruolo delle donne. Ragazzini a scuola di crack, nuova emergenza a Palermo, mamme che preferiscono far spacciare i figli piuttosto che mandarli a scuola, e la micidiale droga viene prodotta proprio dalle madri. Catania, un'altra mattinata di paura e di tensione nella zona rossa, l'area della fuga di gas e del crollo di 2 palazzine. Un camion che trasportava detriti si è ribaltato, ferito un operaio. Palermo, molestie a una ballerina all'origine della maxi-rissa di dicembre vicino alla discoteca Shazam. Denunciati 7 giovani, 1 è minorenne. Comuni ricicloni, il dossier di Legambiente nei piccoli centri migliora la differenziata, ma Palermo e Catania sono disastrose. Calciomercato, il Catania ufficializza il ritorno di D'Andrea al Cerignola. In ingresso attesi 2 innesti in attacco. Per la difesa la dirigenza rossazzurra lavora all'ingaggio di Pagliai del Picerno. Bentrovati. Violenza sessuale, condannato a 9 anni e mezzo Marcello Grasso, 74 anni, neuropsichiatra di Palermo, accusato da 3 pazienti. Oltre alla condanna, i giudici hanno anche disposto l'interdizione dalla professione medica per 5 anni. Vediamo. 9 anni e mezzo per violenza sessuale nei confronti di 3 donne. È la condanna pronunciata ai danni del noto neuropsichiatra palermitano Marcello Grasso, 74 anni, fratello dell'ex procuratore di Palermo e procuratore nazionale antimafia, nonché ex presidente del Senato Pietro Grasso. L'ha pronunciata a sorpresa il Tribunale di Palermo. I giudici hanno accolto ma ridimensionato la richiesta di condanna formulata dal sostituto procuratore Giorgia Righi, che aveva invitato la Corte a pronunciare una condanna a 12 anni e mezzo. Ma secondo i legali del medico Vincenzo Lorre e Fabrizio Biondo non ci sarebbe stata alcuna violenza sessuale, ma solo percorsi terapeutici condivisi. La difesa annuncia dunque che la sentenza di primo grado sarà impugnata in appello. In base all'accusa sono credibili le 3 vittime, tutte assistite dall'avvocato Monica Genovese, che hanno raccontato di aver subito presunti abusi sessuali nello studio del neuropsichiatra via Pasquale Calvi durante le sedute. L'imputato dovrà ora anche risarcire le parti offese. Il tribunale ha disposto provvisionali per complessivi 80.000 euro. Oltre alla condanna è stata pronunciata anche l'interdizione dalla professione medica per 5 anni. 2 delle vittime delle violenze sono studentesse che soffrivano di attacchi di panico e non riuscivano ad accettarsi fisicamente. Per l'accusa il medico avrebbe approfittato delle loro condizioni di disagio per mettere in pratica le proprie fantasie, facendo fra l'altro indossare alle ragazze anche costumi di burlesque. Per il medico si trattava invece di un percorso sensoriale per superare i problemi, ma per le pazienti erano palpeggiamenti. Gli investigatori della squadra mobile piazzarono anche una telecamera nello studio medico. Al termine delle indagini Grasso fu arrestato, poi poste domiciliari, infine scarcerato nel luglio del 2023. Condannati a 12 anni di carcere i giostrai di Aragona, nell'Agrigentino, che 10 anni fa avevano violentato una bambina di 11 anni. Al nostro TG la testimonianza della vittima, oggi maggiorenne, e della madre. Finalmente abbiamo avuto giustizia. Davide Sardo. È stata un'emozione fortissima, un misto di felicità, soddisfazione personale e ovviamente anche rammarico perché non sono potuta essere lì presente, ma soprattutto felicità nel vedere questa giustizia dopo tanti anni. Sono le parole di Luce, nome di fantasia, vittima di violenza sessuale a 11 anni di età durante i festeggiamenti per la Madonna di Fatima ad Aragona, in provincia di Agrigento, il 13 maggio del 2015. Dopo quasi 10 anni il Tribunale di Agrigento ha condannato a 12 anni di reclusione ciascuno 3 giostrai: Riccardo Fonte, 66 anni, di Caltanissetta, e i rumeni Bogdan Petru Korkoc, 28, e Vasile Lucian Isache, 31 anni. Un quarto imputato, anche lui rumeno, Cosmin Babiuc Pavel,
irreperibile ed è stato annullato il relativo decreto che dispone il giudizio. La violenza si è consumata nei vicoli nei pressi di piazza Aldo Moro, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. È successo che ho incontrato, vivendo nello stesso paese, chi aveva ferito profondamente nella dignità mia figlia e me come madre, e non è stato facile. Non è stato facile, però con la convinzione che comunque dovevamo arrivare alla verità, che sarebbe arrivato il giorno che comunque la verità sarebbe stata accertata. Il processo è stato turbolento, tra l'altro sono state ritirate in aula le testimonianze di 2 amiche della vittima. I giudici hanno però condiviso e accolto del tutto le tesi della procura, imponendo anche un risarcimento immediato di 80.000 euro come provvisionale. È difficile denunciare una violenza, così come è difficile viverla, però il mio consiglio è quello di lottare sempre, perché nella vita la felicità per la vita la si deve esigere, la si deve prendere con la forza. Traffico di droga e bische clandestine, duro colpo al clan Attanasio a Siracusa, 22 arresti. Il gruppo sarebbe stato in sodale collegamento anche con la città di Catania, decisivo il ruolo delle donne, tra cui la compagna di Attanasio, che avrebbe fatto da tramite. Orazio Longo. Ne colpiamo uno ma ne educhiamo 100, si sente questo in un'intercettazione della polizia che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 22 persone su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania e su richiesta della Procura Direzione Distrettuale Antimafia. Smantellato il clan Attanasio che secondo gli inquirenti avrebbe operato a Siracusa con il cosiddetto gruppo della Via Italia e con quello della Borgata nella gestione di bische clandestine, tenendo contatti anche con sodali nella città di Catania, imponevano il monopolio nel traffico di droga. Questa attività di traffico di sostanze stupefacenti in collegamento anche con la città di Catania, e quello che rileva è, come dire, anche la metodologia, nel senso che questa attività di spaccio, di traffico viene svolta con metodo mafioso. Chi non paga viene fatto oggetto di minacce, intimidazioni e del resto la disponibilità notevolissima di armi che è stata tracciata dalle indagini sta a dimostrare la pericolosità. Le indagini si sono avvalse anche delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra gli arrestati Giuseppe Guarino, 42 anni, ritenuto il reggente della cosca dopo la cattura di Alessio Attanasio, detenuto al 41 bis e che nel 2022, tornato in libertà per una settimana, aveva riorganizzato il clan, e 2 donne, tra cui la compagna del capoclan Anna Giustolisi, che svolgevano rispettivamente la prima, secondo gli indizi raccolti, ripeto, un ruolo di trade union fra il capo detenuto e il resto dell'organizzazione, e l'altra svolgeva un ruolo nella raccolta, diciamo così, dei proventi illeciti. L'organizzazione riusciva a smerciare a Siracusa oltre 3 kg di sostanze stupefacenti a settimana. Il denaro sarebbe servito per mantenere i detenuti in carcere, garantire l'assistenza dei familiari e pagare i cosiddetti stipendi. Sequestrate 7 pistole e ingenti quantitativi di droga. E il mestiere di spacciatore si impara sin da piccoli. A Palermo i ragazzini vanno a scuola di crack con la complicità delle mamme che quella droga la producono in casa e poi la fanno vendere in strada ai loro figli. Una testimonianza denuncia che ha raccolto Marco Gullà. Da quando il crack è entrato nelle loro famiglie è entrato l'inferno. Non dormono più la notte, sono sempre inquiete. Lui è Nino Rocca, da anni lotta contro l'emergenza crack a Palermo, tra i primi a rendersi conto che questa droga uccide, ti rende uno zombie. Ogni giorno prova a salvare tanti giovani, ma adesso deve anche fronteggiare alcune mamme. È un fenomeno nuovo, dovuto al fatto che il crack non è sostanza naturale, ma è una sostanza semi-naturale, nel senso semi-artificiale, nel senso che viene prodotta a casa e viene prodotta spesso dalle mamme nelle famiglie vicino agli ambiti mafiosi, e le mamme poi la fanno spacciare ai loro figli che non vanno più a scuola perché preferiscono la scuola dello spaccio alla scuola delle istituzioni.
L'emergenza crack che dilaga da Ballarò al Capo, centro storico, Borgo Vecchio, la droga che ti ossessiona, ha ormai rotto ogni frontiera, 10-15 euro per una dose, il prezzo agevola il consumo anche tra i più giovanissimi. Questi ragazzini a 12 anni, 13 anni diventano non solo spacciatori, ma diventano anche assuntori. Questi sono coloro che fra qualche anno diventeranno i nuovi mafiosi, che hanno fatto la scuola dello spaccio, hanno conosciuto come si controlla, come ci si inserisce in questo ambito dello spaccio alla droga e che poi sarà difficile ricondurli ad una vita sana. Andiamo a Catania, ancora una mattinata di paura e tensione nella zona rossa, l'area interessata dalla fuga di gas e dal crollo di 2 palazzine. Un mezzo che trasportava detriti si è ribaltato ed è stato ferito un operaio. L'odissea degli sfollati, lento ritorno alla normalità, come ci racconta Tonino De Mana. Un rumore improvviso, la corsa dei soccorritori, momenti di grande paura, lo vedete perché anche noi eravamo sul posto, il vetro in frantumi ed un mezzo pesante adagiato su un fianco. Mattinata di tensione nella zona rossa, interessata dalla fuga di gas che ha provocato il crollo della palazzina in via Gualandi e il danneggiamento di altri immobili nel quartiere di Trappeto. Lo scarrabile si stava occupando di togliere il materiale di risulta in luoghi dell'esplosione, ma il peso eccessivo e forse non bilanciato ha causato il ribaltamento del mezzo. Nelle immagini vedete l'ambulanza che trasporta l'operaio all'ospedale Cannizzaro. Per lui un trauma cranico, qualche scoriazione e tanta paura. Mentre proseguono verifiche e sopralluoghi, la procura di Catania indaga per disastro colposo. Oltre le transenne continua il via vai degli sfollati che cercano di entrare in possesso dei propri effetti personali. Qualcuno si è allontanato per qualche ora, magari per riposare un po', altri hanno avuto il via libera per rientrare nelle abitazioni. A mia figlia che abita qua ancora aspetta la chiamata di ieri che l'hanno scritta per andare al villaggio turistico, ma non l'ha chiamato nessuno. Non possiamo rientrare ancora, ci hanno permesso di prendere delle cose urgenti. Elenchi che si aggiornano per un lento ritorno alla normalità. Questa copia è stata affissa nella fiancata di un mezzo dei vigili del fuoco, dove molti sperano di trovare qualche informazione utile. Delle oltre 1000, solo una ventina le utenze elettriche non ancora attivate. Per il gas invece bisognerà aspettare almeno 3-4 giorni. Per 15 famiglie censite, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione alloggi in un residence cittadino. Rientro in struttura anche per gli anziani evacuati, tra questi nonna Francesca, 102 anni, felice di riabbracciare operatori e assistenti. Ed è stata una giornata d'inferno sulle strade siciliane. 2 incidenti hanno bloccato la A19 con code di chilometri in autostrada e sulla tangenziale di Catania. 2 feriti in provincia di Enna, per cui si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Quello che vedete è lo scontro a 3 avvenuto sulla A19 tra Gira e Catena Nuova in direzione Catania intorno alle 13. Qui sono rimasti coinvolti un furgone, una macchina e un furgoncino che trasportava frutta. Una persona è stata tirata fuori dai vigili del fuoco e poi portata via con l'elisoccorso. Queste immagini invece si riferiscono a un altro incidente avvenuto sempre intorno allo stesso orario. Un camion particolarmente voluminoso si è ribaltato sulla rampa di accesso alla tangenziale di Catania dell'autostrada A19 in direzione Messina all'altezza dello svincolo di Mister Bianco. Incolume l'autista e i vigili del fuoco sono intervenuti per la perdita di carburante e le lunghissime code che si sono formate in tangenziale, che è stata chiusa con deviazioni temporanee. Ritorniamo in studio. Si indaga per violenza sessuale nel caso della rissa dello scorso dicembre a Palermo vicino alla discoteca Shazam. Denunciati 7 giovani, fra cui un minorenne, ancora una ventina da identificare. Manlio Viola. Una molestia sessuale a una ballerina animatrice della discoteca e il tentativo di difenderla. Sarebbe questa la vicenda alla base di una maxi rissa scoppiata all'inizio di dicembre nei pressi della discoteca Shazam di Palermo. La rissa, parzialmente ricostruita adesso dai carabinieri, avrebbe coinvolto ben 30 giovani. L'intervento della sicurezza della discoteca sembrava aver calmato gli animi, ma i giovani esagitati si sono solo spostati al di fuori del locale e se ne sono poi date di santa ragione. Lavorando sulle testimonianze raccolte e riscontrando
ascoltando il racconto dei presenti con i filmati delle telecamere di sicurezza della stessa discoteca e degli esercizi commerciali della zona, i carabinieri hanno identificato 7 dei partecipanti a quella rissa. Si tratta di un minorenne e di altri 6 ragazzi di età comprese fra i 18 e i 23 anni. Per loro è scattata la denuncia a piede libero, ma le indagini sono ancora in corso. I carabinieri devono risalire ai ruoli di ciascuno e comprendere chi sia stato responsabile delle molestie sessuali e chi invece si sia trovato coinvolto nella rissa nel tentativo di difendere la giovane. I militari intendono infatti procedere per 2 diverse tipologie di reato: da una parte le molestie sessuali, dall'altro la rissa, diversificando anche le posizioni di tutti i partecipanti, una ventina dei quali sono ancora da identificare. Il prezzo del carburante torna a salire e scatta la rabbia degli automobilisti. C'è chi prova a risparmiare cercando il distributore con il prezzo più basso e chi polemizza. Il governo aveva promesso che i prezzi sarebbero scesi. Francesco Aloi. Prima di salire in auto e mettere in moto, meglio pensarci 2 volte. Il prezzo del carburante continua a salire, come non si vedeva dalla scorsa estate. Spostarsi quindi costa di più. Penso che metterò 50 euro per avere qualche litro in più. Adesso che ci avevano promesso che scendeva l'accise, però vedo che ce lo aumentano. Benzina che in media supera l'1,80 €, diesel l'1,70 €. Se fino a qualche settimana fa i prezzi erano in discesa, negli ultimi giorni il trend è cambiato e a farcelo notare sono questi display. Qua non è tanto caro, ma già è arrivato di nuovo quasi a 2 euro circa, 1,8 insomma, 1,70. Il prezzo del carburante continua a salire, siete stanchi ormai? Stanchissimi, consideri che un ragazzo come me che va al lavoro tutti i giorni fa fatica ormai a mantenere anche una macchina come questa a diesel. Ma non date la colpa ai gestori. Le cause potrebbero essere dovute alla situazione internazionale, se non alle speculazioni. A decidere il prezzo sono le società petrolifere. Facile comunque immaginare che se non cambierà il trend, a lievitare saranno anche i prezzi dei beni di prima necessità. Quindi l'augurio è uno: Speriamo che diminuisca, e se no ci tocca andare in bicicletta. Mancano i medici nella sanità, ma quelli che ci sono si ritrovano fra i burocrati dell'assessorato regionale alla salute e alcuni di loro potrebbero essere stabilizzati grazie alla riforma della dirigenza. L'allarme è di opposizioni e sindacati e dopo le polemiche il governatore Schifani blocca tutto, ma i promotori della riforma non ci stanno. Malviola. Stop alla nascita della dirigenza sanitaria nell'ambito del ruolo di vertice della regione siciliana. Nel bel mezzo dell'allarme sanità dovuto anche e soprattutto alla carenza di medici, il governatore blocca la riforma della burocrazia regionale. Sarà l'assessore alla funzione pubblica Andrea Messina, esponente della DC, a chiedere all'Arsi il ritiro del disegno di legge per approfondimenti. La vicenda è frutto di una polemica esplosa intorno ai medici comandati in assessorato, ovvero personale sanitario che attualmente lavora nelle fila della burocrazia regionale. Il compito di questi medici nelle linee generali è quello di controllare ospedali, ASP e strutture convenzionati, un'attività per svolgere la quale serve competenza medica, appunto. Secondo l'opposizione, però, la nascita della dirigenza medica nell'ambito della riforma della burocrazia nasconderebbe la stabilizzazione senza concorso di questo personale comandato, fra cui ci sono la moglie del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, Maria Paola Ferro, la figlia del dirigente generale dell'assessorato Giorgia Iacolino, il medico di Villa Sofia Fabrizio Geraci. Ma dalla commissione gli esponenti della DC precisano che si tratta di una fake news. Con la riforma il personale comandato infatti dovrebbe comunque passare da un concorso per essere stabilizzato. Fatto sta che la legge ora si ferma e con essa l'idea di diversificare i dirigenti ed avere finalmente ruoli precisi, ovvero ingegneri a controllare le strade e le infrastrutture, medici a controllare la sanità, economisti a fare il bilancio, ingegneri idraulici alle dighe e così via. Tutto resta così com'è, con gli ingegneri idraulici alla sanità e i farmacisti all'industria. Una Sicilia sempre più propensa alla raccolta differenziata, lo dice il report di Legambiente. Palermo e Catania però rimangono fanalino di coda, come ci racconta Desiree Ferlito. Una Sicilia sempre più riciclona che di anno in anno, grazie all'impegno delle tante amministrazioni comunali e di milioni di cittadini siciliani, sta avviando un concreto cambiamento nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Lo dimostra il numero delle realtà che a fine 2023 hanno superato il 65% di raccolta differenziata. Sono ben 303 su 391, cioè quasi l'80% dei comuni siciliani. Nella classifica dei comuni ricicloni stilata da Legambiente Sicilia svettano quest'anno Santa Cristina di Gela, comune rifiuti free assoluto con 16,6 kg e il 90,5%. E Mirto che con il 93,8% si conferma il comune con la migliore percentuale di raccolta differenziata. Cresce complessivamente la raccolta differenziata nella regione, che si attesta sopra il 55%, e diminuisce la produzione di rifiuti indifferenziati, poco meno di 950.000 tonnellate nel 2023. Non ancora nessun comune capoluogo di provincia figura quest'anno tra i comuni rifiuti free, con Ragusa che si conferma comunque il più virtuoso per la percentuale di raccolta differenziata, raggiungendo il 70,8%. Continuano invece a segnare il passo Palermo e Catania, rispettivamente al 16,5% e al 36%, che con la loro produzione di rifiuti indifferenziati rimangono i principali responsabili della crisi delle discariche. E a proposito di rifiuti e riciclo, ad Agrigento, capitale della cultura, è visitabile fino al 2 marzo la mostra SCART, l'arte del riuso. In mostra quadri realizzati con legni recuperati dalle barche dei migranti approdati a Lampedusa. Davide Sardo. La cultura incontra la sostenibilità nella mostra SCART, il lato bello e utile del rifiuto, parte del programma Agrigento 2025, Capitale Italiana della Cultura. L'esposizione, visitabile fino al 2 marzo tra il Teatro Pirandello e la Cappella di Santa Sofia, propone statue e quadri realizzati con materiali di scarto, cinture di sicurezza, componenti di PC e persino legni recuperati dalle barche utilizzate dai migranti e abbandonate a Lampedusa. Negli scarti si ritrovano peraltro, ho visto pezzi di bambole, scarpette di bambini piccoli, e questo a maggior ragione ti tocca, perché al di là di tutto, insomma, su quelle barche ci viaggiano persone umane, al di là di quelle che possono essere le ideologie politiche. Di fronte a queste cose non si può far finta di nulla, ed è bello, insomma, che questo è stato trasformato in un'opera d'arte. Tra le opere spiccano il Tempio della Concordia, simbolo della città, e il ritratto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, entrambi creati senza pennelli ma con materiali riciclati. Queste opere raccontano esattamente quello che è possibile fare con la materia, cioè realizzare delle nuove opere, dargli un volto, un nome. Io li ho invitati a portare a Roma questa mostra perché io credo che è importante, oltre che essere qui, far conoscere Agrigento e anche la Sicilia meglio. SCART promuove il recupero creativo dei rifiuti trasformandoli in arte. Grazie alla collaborazione con l'azienda agrigentina SEAP, l'iniziativa sottolinea l'importanza di una cultura che unisce espressione artistica e rispetto per l'ambiente. Ci fermiamo per una pausa, tra poco il calciomercato. Ritorniamo in studio con lo sport, il calciomercato. Il Palermo deve ancora attendere qualche giorno prima di abbracciare l'attaccante finlandese Pohjanpalo. Il Venezia, prima di cederlo, deve trovare il sostituto. Intanto Domenica e Rosanero saranno a Reggio Emilia. Marco Gulla. La trattativa è virtualmente chiusa, ma per la fumata bianca il Palermo deve attendere che il Venezia trovi il sostituto. L'arrivo in rosanero di Pohjanpalo è in stand-by. Il calciatore ha detto sì. Il club rosanero ha anche trovato l'accordo con il Venezia, che però fino a quando non avrà trovato un nuovo attaccante non potrà cedere il finlandese. I tifosi del Palermo sono in attesa, ma dovranno ovviamente aspettare fino alla prossima settimana, dopo il match che il Venezia giocherà lunedì contro il Verona. Palermo, che è alla ricerca anche di un difensore, piace sempre più Magnani del Verona, ma anche qui la trattativa sarà probabilmente chiusa nella prossima settimana. Intanto rosanero che lavorano in vista del match di domenica a Reggio Emilia contro la Reggiana. La formazione di Dionisi va alla ricerca del tris di vittorie consecutive. Pochi dubbi, si vuole dare continuità agli 11 titolari in attesa dei nuovi arrivi. In attacco Ledo Aron sta trovando continuità in zona gol, partirà titolare. Al suo fianco dovrebbe agire ancora Brunori, anche il modulo non cambierà, confermato il 3-5-2. Io sono soddisfatto dell'atteggiamento che ho trovato e non credo che dobbiamo andare a cercare risorse esterne, perché dentro abbiamo già le risorse. Poi
come dicevi tu c'è un mercato che non spetta a me, così anticipo qualche successiva domanda, non spetta a me farlo, non spetta a me dare delle risposte, a me spetta allenare la squadra e cercare di farlo nel miglior modo possibile. Ufficializzato il ritorno di D'Andrea al Cerignola, ora il Catania accelera per 2 innesti in attacco. In difesa si lavora per l'ingaggio di Pagliai dal Picerno. Francesco Triolo. Il Catania fa spazio per i colpi in entrata che dovranno arrivare. Ufficiale il ritorno di Filippo D'Andrea al Cerignola. La formula è quella del prestito con obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni. Non fortunata la sua esperienza in rossaazzurro, arrivato con un triennale, è stato fermo a lungo a causa di un infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro. Per lui 17 presenze e un solo gol all'attivo, realizzato nel 2-2 ad Avellino. Vista la partenza di D'Andrea, ormai da tempo fuori dal progetto di Toscano e la carenza di alternative valide ad Inglese, il Catania adesso cerca un paio di rinforzi in avanti. Il primo può essere l'esterno d'attacco Nicola Dalmonte, attualmente in forza alla Salernitana, squadra dalla quale il 27enne Ravennate arriverebbe in prestito. Il giocatore ex Spal e Vicenza piace alla dirigenza etnea, giunta ad un buon punto nella trattativa per il trasferimento. Tra i nomi sondati anche quello di Alfredo Donnarumma, centravanti 34enne con lunghi trascorsi in Serie B, ora tesserato con la Ternana ma in cerca di maggiore spazio, dopo una prima parte di stagione nella quale ha collezionato 15 presenze, solo 2 da titolare e 2 gol. Per il reparto arretrato invece si lavora per uno tra Stramaccioni e soprattutto Pagliai, l'esterno del Picerno che è piaciuto molto anche nella recente sfida di campionato. D'arrivo in Basilicata del terzino Salvo dal Messina potrebbe facilitare la partenza proprio di Pagliai in direzione Catania. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di serata, arrivederci.